Sono contento di aver partecipato al bando, in primis perché questo mi ha dato l'opportunità di partire da solo per la prima volta all'estero e quindi arrangiarmi sotto tutti i punti di vista. Questo mi ha permesso inoltre di vivere una città a 360 gradi, quindi sia come turista, sia come lavoratore che come studente, e quindi è stata un'esperienza che porterò per sempre nel mio cuore. Al di là di questo, grazie all'azienda in cui sono, mi ha permesso di andare in una delle sue filiali in Francia, nella Normandia. Lì ho lavorato un full time, quindi ogni giorno facevo le mie 8 ore. Il rapporto con i colleghi che ho instaurato è stato un pochino complicato all'inizio perché non sapendo il francese e loro non masticando molto bene l'inglese non ci siamo trovati subito sulla stessa lunghezza d'onda, ma comunque la propositività, la proattività sia mia ma soprattutto anche loro nel volermi insegnare le attività e la produzione, comunque il lavoro che facevano, siamo subito entrati in sintonia in brevissimo tempo. L'azienda che mi ha ospitato per questo Erasmus è la Gazfio, che fa parte del gruppo Pietro Fiorentini, dove io appunto faccio il tirocinio qui con l'ITS Meccatronico Academy in Italia. Questa si trova, la Gazfio, in Normandia, a Romilly-sur-Andelle. Sono andato non da solo, ma avevo un compagno di viaggio, anche lui studente dell'ITS Meccatronico, quindi io e lui abbiamo fatto gioco forza, abbiamo convissuto in due e abbiamo vissuto appieno questa fantastica esperienza che ci porteremo nel cuore tutta la vita.